Presenza importante del Consorzio di tutela dei vini del Trentino qui a Vinitaly edizione 2024. Abbiamo sentito al nostro microfono Valentina Voltolini e poi una sorpresa con la grappa. Valentina Voltolini, Consorzio Tutela Vini del Trentino, che Vinitaly è stato? Un Vinitaly scoppiettante con grandi presenze e soprattutto la gioia dei produttori. Dopo qualche anno di timida ripresa, sappiamo tutti, dopo il Covid, quest'anno è stato un Vinitaly che io non ricordavo, quindi grande successo. State facendo un grande lavoro di promozione e valorizzazione per i vostri soci e per i vini del Trentino. Assolutamente sì, dove la parola fondamentale, la parola d'ordine è sostenibilità. Infatti anche quest'anno presenteremo il secondo bilancio di sostenibilità e possiamo fregiarci e vantarci di essere il primo consorzio italiano a presentare appunto il bilancio di sostenibilità. Un territorio importante e i suoi vini e quindi i vostri associati sono un bel biglietto da visita anche per il turismo. C'è un sistema trentino che fa davvero squadra. Assolutamente sì, non si può non citare Trentino Marketing e ovviamente io lo chiamo il marchio della farfallina del Trentino, dove è il capofila per tutte le attività, dove anche in questo caso la parola d'ordine è enoturismo. Basti pensare non solo ai vini, ma qui a fianco abbiamo i cugini della grappa e tutte le altre eccellenze che possiamo assaggiare e vedere in questi giorni a Vinitaly, ma soprattutto in Trentino. Per il 2024 quali sono gli auspici e i programmi del Consorzio? Ma ora attendiamo e terminiamo questo Vinitaly. Nei prossimi giorni potrete leggere i programmi che avremo in agenda e ovviamente anche tutti gli altri appuntamenti che si terranno a Trento e non solo. Queste due ricette che abbiamo presentato al Vinitaly sono due ricette completamente diverse proprio per far vedere la capacità che ha la grappa di abbinarsi a dei sapori totalmente differenti. La prima ricetta che abbiamo preparato è una ricetta fatta con lime, pompelmo rosa, un liquore al mirtillo, rosolio, un mix di grappe 50% secche, 50% morbide e una soda allo zenzero. Il secondo invece è un cocktail un po' più agrumato e con delle note floreali fatto con lime, un cordiale alla camomilla, una grappa morbida e un miele di eucalipto.